Pronto? Pronto? Buongiorno a tutti. Mancano alcuni minuti per l'inizio della cerimonia e li vogliamo riempire con qualche canto del nostro coro, con un brano della Filarmonica Austriaca. Prego. Grazie. Ascolteremo una poesia. Sarà letta dall'autore. Si chiama Arnaldo Guadagnini, che nasce a Crespano nel 1949. Già da giovane si sposta in Germania, dove lavora e studia. Torna poi in Italia, dove finisce gli studi in medicina e chirurgia a Padova. E infine si specializza in dermatologia all'Università di Trieste. La poesia vuole ricordare questa montagna come ultimo sacrificio per la riconquista della libertà e per gettare le basi della convivenza pacifica con tutti i popoli, senza mai più guerre a dispetto di ciò che attualmente avviene nel mondo. Wir werden jetzt also ein Gedicht von unserem Mitbürger Arnaldo Guadagnini. Arnaldo Guadagnini ist in Crespano del Grappa geboren und schon als junger Mann siedelte er nach Deutschland wo er arbeitet und studiert. Er kehrt dann nach Italien zurück, wo er in Padua sein Medizinstudium endet und gleich danach schließt er seine Fachausbildung in Dermatologie an der Universität Trieste ab. Das Gedicht, das wir jetzt anhören werden, ist aus der Begründung entstanden, dass dieser Berg als letzter Opfer zur Rückeroberung der Freiheit zu betrachten ist
und gilt als Grundstein zur friedlichen Koexistenz mit allen Völkern der Welt, ohne Krieg und Hass, zum Trotz der gegenwärtigen Weltlage. Alpe Madre, legate gli stessi destini, uno di fronte all'altro a combattersi per tracciare nuovi confini. Follie dei potenti ad inviare al massacro migliaia ogni giorno, poveri e giovani innocenti. Ma nel tacer le loro armi scambiavasi spesso doni, chi tabacco, chi vino, coscienti del loro orribile destino. A migliaia riposano ora sotto il peso delle loro tombe, ricordati qualche volta dai potenti allo squillo delle trombe. Alpe Madre, difendi il tuo suolo e si ammetta alle nuove generazioni a ricusare l'odio e la guerra per noi e di tutto il mondo le nazioni. Zu Deutsch. Mutter Alpe, ans gleiche Schicksal gebunden, einer gegenüber dem anderen sich zu bekämpfen, neue Grenzen zu ziehen. Torheit der Mächtigen zum Gemetzel senden Tausende jeden Tag, arme und junge Unschuldige. Aber während der Waffe schwiegen, wurden oft Geschenke ausgetauscht, ob Tabak oder Wein, ihr schreckliches Schicksal im Bewusstsein. Zu Tausend ruhen sie jetzt unter dem Gewicht ihrer Gräber, in Erinnerung gerufen irgendwann von dem Mächtigen mit dem Trompetenklang. Mutter Alpe, bewahre dein Boden, sei es Ziel der neuen Generationen, Hass und Krieg abzulehnen für uns und alle Weltnationen. Danke. Grazie Arnaldo. Invito la Filarmonica di Crespano a eseguire un brano.
Il coro Anna del Weiss si allieterà con un canto.
sai tu capito. Sì, che arriva il cardinale su. Qua non arriva il cardinale, perché non viene su a piedi, con il coso. Però è fermata. Vienlo a piedi o in macchina qua insieme al sacrario? secondo gradino, che così c'è un po' più di piede, che si appoggia su 3 scalini prima del portone. Sai che io non sono mai andato lassù, io non sono mai stato lì. Secondo me deve dargli un po' di pendenza. Sì, secondo scalino. L'ho vista adesso che si No, esatto.
St. Coloma. Diamo inizio a questa cerimonia con il saluto di benvenuto a tutti voi, saliti quassù per la cerimonia civile, religiosa e militare. La prima domenica di agosto, quassù, presso il Sacrario e il Sacello della Madonnina del Grappa, il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete su questa montagna. Quanta storia su questo monte. 125 anni or sono la benedizione della statua e del sacello. 107 anni fa la fine della Prima Guerra Mondiale. 81 anni fa la cruenta lotta di liberazione. Un luogo, una montagna dichiarata sacra alla patria, e quest'anno 2025 luogo giubilare nell'anno santo. Porgo il saluto a nome del comitato organizzatore, i comuni di Pieve del Grappa, Borso del Grappa, Bassano del Grappa, Opera Madonnina del Grappa di Crespano, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, con il patrocinio delle amministrazioni provinciali di Treviso, Vicenza, Belluno, dell'Università degli Studi di Padova, dei comuni decorati di medaglia d'oro al valor militare, Vicenza, Treviso, Belluno, Vittorio Veneto, delle Unioni Montane, del Grappa, del Bassanese e del Feltrino, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Alpini, con la partecipazione delle associazioni combattistiche d'Arma delle province di Treviso, Vicenza e Belluno e con la presenza della delegazione austriaca. Lo spirito di questa cerimonia ci unisca e ci affratelli, credenti e non, a coltivare la virtù della speranza, soprattutto per l'auspicato dono della pace. I caduti qui sepolti ci ascoltano. Loro possono spiegarci bene la differenza fra la pace e la guerra e di quanto sia preziosa la prima e devastante la seconda. Le autorità di rilievo oggi con noi sono Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in rappresentanza della Presidente Giorgia Meloni, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in rappresentanza del Dicastero della Difesa, il Generale di Corpo d'Armata Antonio Vespaziani, Manuela Lanzarin, Assessore regionale in rappresentanza del Presidente Luca Zaia, il Dottor Alessandro Sallusto, Viceprefetto Vicario di Treviso, consiglieri regionali, il Tenente Colonnello Marco Arancio, Direttore del Sacrario, il Tenente Colonnello Martino Luigi Moriggi, in rappresentanza del Comandante della Brigata Alpina Giulia, rappresentanti province, Treviso, Consigliere Claudio Sartor, Vicenza, Presidente Andrea Nardin, Belluno, Consigliere Matilde Vieceli, Tenente Colonnello Fabio Leo in rappresentanza del Comandante della Guardia di Finanza Provinciale di Treviso, il Colonnello Massimo Ribaudo, Comandante Provinciale Carabinieri di Treviso, parlamentari, onorevoli e senatori, europarlamentari, sindaci tutti, Dottoressa Alessandra Lorenzi, consigliere del Ministro della Giustizia, delegazione austriaca di St. Coloma con la loro banda e Don Hagel Joachim che concelebrerà la messa,
il labaro nazionale degli ex allievi della scuola Annunziatella, Ettore Viola, nipote del generale omonimo. Fanno il loro ingresso adesso i vessilli delle sezioni ANA di Bassano del Grappa, Treviso, Feltre e Valdobbiadene. Sono le sezioni che maggiormente forniscono gli alpini al servizio di sorveglianza al sabato e alla domenica. Segue il gonfalone della Regione Veneto e il medagliere nazionale dell'Associazione del Fante, scortato dal suo presidente. Prego la filarmonica. Ora l'ingresso dei gonfaloni e bandiere decorati di medaglia d'oro al valor militare. Si ricorda che i gonfaloni e le bandiere hanno già ricevuto gli onori militari presso la caserma Milano. L'ingresso segue un ordine protocollare, quindi invito la filarmonica a intonare la marcia. Entreranno il gonfalone di Bassano del Grappa, il gonfalone di Belluno, la bandiera di Treviso, il gonfalone di Vittorio Veneto e il gonfalone dell'Università di Padova. Entra da solo la bandiera di Vicenza, bandiera pluridecorata. Prego.
annuncio l'ingresso delle massime autorità e cariche. Il sindaco di Pieve del Grappa Annalisa Rampin, il dottor Alessandro Sallusto, viceprefetto vicario di Treviso, il direttore del Sacrario, tenente colonnello Arancio, Manuela Lanzarin, assessore regionale, il generale di corpo d'armata Antonello Vespaziani, in rappresentanza del Dicastero della Difesa, e in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'ingresso della Madonna. La statua della Madonna del Grappa quest'anno entra nella cerimonia non dal sacello, ma dell'ingresso del Sacrario a sud, dopo aver percorso un tratto del cammino con i pellegrini. L'iniziativa della parrocchia di Crespano di promuovere un pellegrinaggio dai piedi del santuario del Covolo si collega ai noti pellegrinaggi degli anni scorsi. I pellegrini del cammino delle Dolomiti provenienti dal santuario dei Santi Vittore e Corona di Feltre, i pellegrini dell'associazione GEM di Crespano, i pellegrini dell'associazione Nordic Walking Montegrappa di Romano. A questi si aggiungono i giovani del campo scuola ANA di Bassano presenti sul massiccio per le loro attività. I pellegrini si sono riuniti presso il monumento al partigiano.
e da lì hanno portato a piedi la statua della Madonna per sistemarla a fianco dell'altare. Prego la filarmonica di intonare il canto e l'accesso della statua. Accompagnano la statua il cardinale Fabio Baggio e il parroco di Crespano, Monsignor Gaetano Borgo. L'occasione è rappresentata dall'evento dell'anno giubilare in corso e l'assunzione del sacello del Grappa al luogo giubilare come luogo di pace. Il logo del Giubileo 2025 porta la scritta Pellegrini di Speranza. Sistemano i pellegrini. Ora l'omaggio floreale alla statua della Madonna. 3 pellegrini saliranno fino alla statua della Madonnina del Grappa. Sono accompagnati dal sindaco di Borso Fiorella Ravagnolo e il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente ANCI regionale. Prego i pellegrini di salire. Salutiamo i giovani del campo scuola Ana di Bassano. Nell'armonia
Lo schieramento è completato. Inizia la parte solenne della cerimonia con l'onore alle bandiere. Le bandiere sono già sui pennoni. È il gesto importante che avvia i successivi momenti. Saremo chiamati a stare sull'attenti e a partecipare al canto degli inni. Iniziamo con il saluto alla bandiera austriaca. L'Attrachten Musikkapelle di St. Coloma suona l'inno nazionale della Repubblica d'Austria. Prego tutti rivolgersi verso la bandiera dell'Austria. Saluto alla bandiera italiana. La Filarmonica di Crespano di Pieve del Grappa intonerà l'inno nazionale di Mameli e assieme al coro del Weiss seguiranno le note del nostro inno per il saluto al tricolore. Quassù sono sepolti caduti di molte nazionalità europee. Per rendere loro l'omaggio sarà eseguito l'inno alla gioia, l'inno dell'Europa unita.
Prego la Filarmonica di eseguire l'inno alla gioia. Il cuore della cerimonia civile e militare si esprime con l'onore ai caduti. Sarà ora deposta la corona di alloro della Presidenza del Consiglio, sorretta da 2 carabinieri in alta uniforme. La corona sarà deposta presso la tomba del generale Gaetano Giardino, che comandò la 4ª Armata del Grappa. La corona sarà accompagnata dalle massime autorità presenti. Prego le autorità di prendere posto. Per la Regione Veneto Emanuele Lanzarin, il sindaco di Pieve del Grappa Annalisa Rampin, in rappresentanza del Dicastero della Difesa il generale di Corpo d'Armata Antonello Vespaziani, in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire la delegazione austriaca. Al suono della canzone del Piave eseguita dalla Filarmonica salgono le corone con le massime autorità. Poi, nel massimo silenzio ed attenzione, con le note della tromba del silenzio, rendiamo gli onori a tutti i caduti in guerra.
Annuncio l'intervento di benvenuto del sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, presidente del comitato organizzatore di questo annuale importante incontro delle genti venete. Questo è il tuo posto. Buongiorno a tutti e benvenuti da parte mia, presidente del comitato organizzatore, insieme al sindaco di Borso Fiorella Ravagnolo, al parroco Monsignor Don Gaetano Borgo, parroco di Crespano, ma visto l'affetto, oltre che alla competenza e all'attenzione verso questo luogo e verso i nostri caduti, io direi che Don Gaetano può essere tranquillamente nominato parroco del Grappa. Quindi grazie davvero Don Gaetano, che adesso è su, chiaramente anche lui impegnato al lavoro, a preparare tutto. Un saluto davvero di cuore al Cardinale, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Fabio Baggio, che ringraziamo per essere qui con noi oggi, e soprattutto la nostra delegazione straniere che sono qui, la delegazione di San Coloma, con la loro banda, che ringraziamo, perché ogni anno loro tornano per onorare quel patto di fratellanza che silenziosamente i nostri caduti, i caduti che sono 23.000 europei sepolti qui, ci danno come compito nella vita di ogni giorno. Un saluto a Manuela Lanzarin, anche lei, figlia del Grappa, qui con noi oggi come ogni anno, da sempre presente fin da quando era sindaco. Grazie davvero. Abbiamo la rappresentanza del Dicastero della Difesa, il generale Antonello Vespasiani, che è stato con noi l'anno scorso. Gli faccio i complimenti perché ha appena assunto l'incarico del comando della formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito. Quindi congratulazioni. E poi abbiamo in rappresentanza del nostro presidente Giorgia Meloni il ministro Carlo Nordio, che ringrazio per aver portato e per portare la voce del nostro governo su questo luogo sacro alla patria e per appunto aver onorato i nostri caduti con la corona. Grazie davvero. Mio grazie e saluto col cuore a tutti i colleghi sindaci. Io oggi sono qui, ma rappresento tutti loro e questo luogo è la casa di tutti. Un grazie davvero ai ragazzi del campo scuola, bravissimi, grazie per essere qui con noi, grazie per dare un senso a queste giornate che noi passiamo qui su queste montagne, qui in mezzo alle nostre trincee, qui su queste tombe. Ed un caloroso abbraccio ai pellegrini, non solo di Santi Corona e Vittore, ma anche quelli soprattutto della mia parrocchia, la parrocchia di Crespano. Un grazie al GEM che ha fatto da scorta ai pellegrini che hanno appunto affrontato la salita ricongiungendo le due mete giubilari, il santuario della Madonna del Covolo con il sacrario di Cimagrappa. E grazie a Mario, il nostro presidente regionale dell'ANCI, che ha appunto rappresentato tutti noi, si è sacrificato per noi, la strada l'ha fatta lui in pellegrinaggio, però credo che la faccia molto volentieri perché ogni anno è presente con noi. Ringrazio ovviamente la direzione del Sacrario per la disponibilità e la collaborazione che da sempre ci dimostra. Saluto appunto tutte le altre autorità militari, che sono tanti, presenti, e direi che siamo qui sempre ogni anno e ogni anno credo che le motivazioni siano sempre più forti, perché purtroppo impariamo poco. Allora mi viene da farvi una citazione. La vita può essere felice e magnifica, ma ce lo siamo dimenticati.
Questa è una citazione di un film del 1940, ideato, scritto, diretto da Charlie Chaplin, il grande dittatore. È un film particolare, però il discorso finale del barbiere Chaplin dovrebbe essere una filastrocca che ci ripetiamo ogni giorno, dovrebbe essere l'insegnamento che vogliamo dare a quei ragazzi. È sicuramente l'urlo silenzioso che questi caduti ci lanciano ogni volta che saliamo al sacrario. E il Monte Grappa ha questo rumore. Quando si arriva qui al nostro sacrario non ci sono voci, c'è un silenzio che però trasmette tanto. Il Monte Grappa, da luogo di confine e di trincea, è diventato laboratorio di pace e fratellanza. È pace tra i popoli e la presenza delle delegazioni qui con noi oggi ogni anno ne è la prova, ma anche di pace tra gli uomini e la natura e il creato. E questo ci è stato riconosciuto dall'UNESCO proclamando questo territorio riserva di biosfera. Quindi abbiamo la fortuna di vivere in un luogo che trasmette tantissimo ai nostri giovani. E quello che noi oggi viviamo ogni giorno, decliniamo il nostro presente in funzione del futuro. Come diceva Papa Leone XIV, in questi giorni dobbiamo avere la responsabilità del discernimento. Lo diceva ai giovani in occasione appunto del Giubileo dei giovani. E credo che dal Monte Grappa, noi figli del Grappa, figli di un'Europa unita, non possiamo che continuare nel nostro percorso rivolto ai giovani e dare ai giovani la possibilità di capire fino in fondo per cercare di migliorare quello che sarà appunto il loro futuro. Mi permetto di ritornare a quello che diceva appunto il barbiere Chaplin nel suo film, e stavolta leggo perché non ho così tanta memoria, lo confesso. Aspettate. Vorrei aiutare tutti se possibile. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. Quindi non possiamo permetterci di vivere senza quella consapevolezza che ogni nostro singolo gesto può determinare un cambiamento, perché altrimenti continueremo a ripetere gli stessi errori, continueremo a non avere più rispetto per gli altri, continueremo più a non trovare il modo di allungare appunto la mano verso l'altro. E come diceva appunto Papa Bergoglio, oggi vado di citazioni, appunto il Laudato Si, Papa Bergoglio 10 anni esatti fa diceva che bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana, non ci sono frontiere o barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e perciò stesso non c'è nemmeno spazio per la globalizzazione dell'indifferenza. E quindi torno a Chaplin che diceva: uniamoci tutti, combattiamo tutti per un mondo nuovo che sia migliore. Le nuvole si diradano e oggi ne abbiamo avuto la prova. Comincia a risplendere il sole. Prima o poi usciremo dall'oscurità verso la luce e vivremo in un nuovo mondo. Un mondo più buono in cui gli uomini si solleveranno sopra della loro avidità, del loro odio, della loro brutalità. Ecco,
Dal mio punto di vista, questo è il grido che arriva dai nostri 23.000 eroi, 23.000 europei che sono sepolti qui e che ogni giorno noi che siamo la famiglia del Grappa dovremo onorare e ricordare. Grazie davvero a tutti per questa splendida edizione giubilare di questa cerimonia e buona festa del Grappa, buon pellegrinaggio e davvero che sia pace nel cuore di tutti. Grazie. Grazie veramente, signor Sindaco. Ora il saluto dell'assessora Manuela Lanzarin in rappresentanza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. È un piacere ed un onore portare i saluti della Regione Veneto e del Presidente Zaia. Un cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari, al Ministro Carlo Nordio, al Sindaco Annalisa Rampin, al Generale Vespasiani, al Cardinale Fabio Baggio e a tutte le persone e le associazioni che oggi hanno raggiunto Cima Grappa. È importante essere qui anche quest'anno sul Monte Grappa, Monte Sacro alla Patria, a rendere onore a un luogo che per tutti noi rappresenta non solo la memoria della guerra, ma anche il fondamento della pace. Tra queste vette aspre e silenziose, migliaia di giovani di diverso credo e nazioni combatterono e morirono durante il primo conflitto mondiale. Il loro sacrificio è impresso nella terra, un monito per ogni generazione. Questa commemorazione non è solo un tributo al passato, è un impegno verso il presente e il futuro. Ci ricorda che la pace non si eredita, si costruisce ogni giorno, con gesti concreti, con responsabilità civile, con forza del dialogo tra le persone e tra le nazioni, con la condivisione e la fratellanza. Il nostro pensiero va anche ai caduti sepolti nel vicino cimitero austro-ungarico, perché il tempo, la coscienza e il rispetto umano superano ogni confine, ogni divisa e ci insegnano che la dignità della vita viene prima di ogni differenza. Viviamo in un'epoca ancora ferita da tante, troppe guerre, tensioni, nuove forme di odio, conflitti più vicini e più lontani, che vedono le stesse vittime, bambini, donne, anziani, conflitti che non solo generano ferite ai territori, ma promuovono fame e miseria. Anche per questo il ricordo che oggi celebriamo ha un valore attuale, profondo, universale. Come rappresentanti delle istituzioni, come cittadini, come credenti e non, abbiamo il dovere morale di essere testimoni della pace, come abbiamo il dovere morale di trasferire la memoria e renderla sempre più viva. Solo attraverso la coscienza della storia si possono costruire percorsi virtuosi. Che il sacrificio di chi qui ha combattuto ci accompagni come luce e responsabilità e ci aiuti a illuminare il percorso delle nuove generazioni e che questo luogo continui a essere uno spazio di memoria, di unità e di speranza. Un ringraziamento agli organizzatori, ai tanti volontari che ogni anno ci permettono di vivere queste emozioni e a tutti voi per la vostra presenza e partecipazione. Allora la commemorazione ufficiale al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Signor Sindaco, autorità religiose, civili, eminenza cardinale, signor Generale, tutti gli amici presenti, ricambio la grande gratitudine a questo invito che mi è stato fatto e che mi onora. Patria, onore, dovere. Questo è il messaggio che ci comunicano le gradinate di questo sacrario, perché senza patria non esistono né radici né memoria.
e nessun vincolo ideale può sostituirsi alla identità di un fondamento comune. Onore, perché senza questa virtù ogni intento diventa una astratta speculazione che può stimolare l'intelletto ma non determina il buon operare. E infine il dovere, inteso come contributo spontaneo, convinto e duraturo al perseguimento della utilità collettiva. E tuttavia, combattendo ciascuno per la propria patria, gli europei si avventurarono più di un secolo fa in una guerra fratricida che ha sconvolto per sempre gli equilibri mondiali, iniziando un processo che si sarebbe concluso 30 anni dopo, con la Seconda Guerra Mondiale, relegando l'Europa a un ruolo secondario nel concerto internazionale. È un ruolo che ora l'Unione Europea sta cercando di recuperare e che oggi unisce in un abbraccio fraterno i nemici di ieri che ci ammoniscono da queste tombe. È un messaggio duplice contro la guerra, ma anche contro la resa codarda. I soldati che qui diedero la vita su entrambi gli schieramenti morirono forse senza una causa, ma non senza valore. Fecero il loro dovere ed è davanti a questo che noi ci dobbiamo inchinare con riverenza e con gratitudine. Il loro esempio non è quello dell'aggressività, ma è quello del coraggio. E come insegnava il più grande degli storici, la felicità è libertà e la libertà è coraggio. La nostra Costituzione, all'articolo 52, dice che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Non è soltanto un dovere, è un dovere sacro. E quando suona la campana a martello della guerra, come sta accadendo ora a poche centinaia di miglia da qui, la dura realtà ci ricorda che l'indipendenza si difende con il coraggio e con le armi, come la giustizia, che senza la spada sarebbe umiliata e impotente. Anche la libertà è fondata sulla forza militare. Ed è questo il monito che ci inviano le bocche mute di questi morti che non sono soli. Essi costituiscono l'armata di un esercito più numeroso, sorto con i martiri del Risorgimento, alimentato dai combattenti delle 3 guerre di indipendenza e conclusosi 80 anni fa con una guerra di liberazione che ha visto combattere fianco a fianco patrioti delle più diverse fedi politiche e religiose. E accanto a loro marciano, nella nostra riverente memoria, i ragazzi di tanti altri paesi caduti e affratellati da una causa comune. Le tombe dei soldati americani, britannici, francesi, polacchi e di altre nazioni che sono religiosamente custodite nella nostra terra, qui a Giavera, a Pederobba e altrove, testimoniano la nobiltà degli intenti che ispirarono le democrazie nella lotta alla dittatura. Ed è in questo spirito di amicizia e di fratellanza che è iniziata e si concluderà la cerimonia di oggi. Dio ci benedica tutti. In attesa che arrivino i celebranti, ascolteremo un canto del coro Ana e poi sarà l'inizio della funzione religiosa. Nel tempo senza più luce che oscura
Inizio della funzione religiosa con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, e concelebrata con Monsignor Gaetano Borgo, parroco della parrocchia dei Santi Marco e Pangrazio, e da Don Hagel Joachim, parroco di Zilamsi, che accompagna la delegazione austriaca, Don Giuseppe Gancio, cappellano militare del 7° Alpini, il padre scalabriniano Sante Cervellin, da Buenos Aires collegato con la sezione estera degli Alpini in quello stato, padre Antonio Baggio, missionario in Texas. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti, benvenute a questa celebrazione che ci porta su questa cima a onorare, a fare memoria, a pregare. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace e l'amore da parte di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ora è il tempo della celebrazione eucaristica. Dopo aver asceso in questo tempo giubilare come pellegrini i sentieri a ricordo dei nostri padri, siamo giunti su questa cima, quasi porta santa verso il cielo. Essere qui, su questo sacro monte, è rispondere ad una chiamata. La chiamata a commemorare la dedicazione di questo monte al Redentore e alla prima benedizione del sacello dedicato a Maria Auxilium Christianorum, impartita dal Patriarca di Venezia, Cardinale Giuseppe Sarto, avvenuta il 4 agosto 1901. La chiamata a tenere sempre accesa la memoria del sacrificio di tanti giovani e del loro sangue che irrorò in modo drammatico questo monte, fronte di cruenti combattimenti a causa di una guerra che Papa Benedetto XV definì un'inutile strage. La chiamata a essere qui su questo monte oggi più che mai, monte di pace, monito a tutti che la guerra, come disse San Giovanni Paolo II, è un'avventura senza ritorno e, come va ripetendo oggi Papa Leone XIV a tutto il mondo, si fermi la barbarie della guerra. L'Eucaristia di questa domenica si arricchisce con la presidenza del Cardinale Fabio Baggio, nostro conterraneo, già missionario in varie parti del mondo, ora impegnato nel Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Un osservatorio privilegiato, da qui ha ben presente il polso di tutta la terra e dell'umanità, e con la sua presenza ci mette in comunione di fede con tutta la Chiesa universale. Grazie perché ha accolto il nostro invito ad essere pellegrino su questo sacro monte ai piedi della Vergine Maria, perché da qui possa innalzare al cielo un canto di lode, una preghiera di suffragio e parole che possono illuminare il nostro cammino in questo frangente della storia così delicato.
Vogliamo approfittare di questo momento iniziale della nostra Eucaristia per chiedere perdono a Dio per i nostri peccati, per le nostre mancanze, per le nostre omissioni d'amore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ora, con il cuore riconciliato con Dio, possiamo intonare quell'inno meraviglioso di gloria, dicendo: gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi Alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte della carità, che in Cristo tuo Figlio ci chiami a condividere la gioia del regno, donaci di lavorare con impegno in questo mondo, affinché, liberi da ogni cupidigia, ricerchiamo il vero bene della sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai tornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosser. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und im Allem. Worte des lebendigen Gottes. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e attenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio.
Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, è per me un onore ed un piacere celebrare quest'anno questa ennesima ricorrenza, ormai diventata una tradizione, la prima domenica di agosto. Sono contento di tornare ai piedi della Vergine Maria, in questo sacello particolare benedetto all'inizio del 1900, da chi sarà poi il nostro pontefice Pio X. Un ricordo particolare della madre che veglia su tutta questa vallata, su tutta questa terra che va fino al mare. La nostra madre che ci accompagna in ogni momento, soprattutto nei momenti di difficoltà. È per me anche un piacere essere qui a fare memoria e a onorare coloro che sono caduti, coloro che hanno dato la loro vita per i grandi ideali, per la patria, per la libertà. Prima, seconda guerra mondiale, e ricordiamo in loro tutte le vittime e i caduti di tutti i conflitti del mondo, coloro che hanno con la loro vita e la loro testimonianza, con il coraggio, offerto il grande sacrificio a favore dei più. Li ricordiamo tutti. È per me anche un piacere ricordare qui oggi le preghiere che qui si sono consumate a favore della pace, chiedendo insistentemente la pace. E in forma spirituale ci uniamo all'oltre 1 milione di giovani che stanno celebrando con il Pontefice a Roma, coloro ai quali il Santo Padre ha chiesto di essere missionari di pace. Oggi le letture ci invitano a riflettere sul senso vero della nostra esistenza, ci invitano a fare una nuova meditazione sulla trascendenza e sull'immanenza, su quello che è la vita qui e la vita che ci aspetta, la vita eterna. Ci invitano a riflettere sul tempo di oggi, questo tempo martoriato, segnato tragicamente da tanti conflitti in giro per il mondo, quello che Papa Francesco era solito chiamare la terza guerra mondiale a pezzi. Queste guerre e questi conflitti che producono nuove vittime, nuovi caduti, queste guerre e conflitti che producono sfollamenti di massa di persone, queste guerre che lasciano territori distrutti e in rovina. E ci chiediamo allora oggi, proprio nel senso vero della nostra vita, quali sono le ragioni di questi conflitti. Bene diceva Benedetto XV parlando della Prima Guerra Mondiale e chiamandola l'inutile strage, chiedendoci quali sono le cause se non le piccolezze della nostra umanità. Coloro che sono morti per i grandi ideali vanno onorati, ma le guerre di oggi spesso rispondono invece a motivi futili, motivi che sono legati al potere, alle conquiste, all'economia, ai soldi, all'annessione di terre, al mostrare di essere più forti degli altri. Tutti futili motivi se letti alla luce della prima lettura, libro del Coelet, vanità delle vanità. Tutto ciò che in questo mondo noi pensiamo ci fa grande, non ci fa grande nella vita eterna. Anzi, il Signore ci ricorda che se vogliamo essere qualcuno in questo mondo, dobbiamo farci ultimi, dobbiamo farci i servi di tutti. Solo così acquistiamo il vero potere. E quante volte ce l'ha ricordato Papa Francesco, anche a noi cardinali dell'ultimo concistoro, farci servi di tutti. La logica del Coelet è una logica che cambia totalmente la prospettiva, perché invece di guardare solamente a questa vita, invita tutti a guardare alla vita che verrà, alla vita eterna.
e cominciare a depositare la vera ricchezza lì dove conviene. Ed ecco che arriva il Vangelo. Una parabola meravigliosa di questo uomo che possiede tanto e ha raccolti abbondantissimi e pensa solamente a se stesso e pensa come aumentare questa sua capacità economica costruendo nuovi granai. Stolto. Questa notte stessa ti verrà richiesta la tua vita. E cosa ti porterai con te? Ti porterai quello che hai guadagnato, i soldi che hai messo via, i conti bancari, le case che hai costruito, le terre che hai conquistato, le terre che hai annesso. Ti porterai via questo? O non ti porterai via piuttosto l'amore che hai vissuto profondamente al servizio degli altri, la ricchezza che finisce direttamente nel conto corrente della banca del paradiso? Perché ogni cosa che noi facciamo al più piccolo dei nostri fratelli l'abbiamo fatta a Dio, al Signore, ed è per questo che finisce direttamente nel cavò della banca del paradiso, dove non esiste ruggine né tignola. Noi comprendiamo nel Vangelo, con questa meravigliosa parabola, che nessun motivo futile può giustificare il conflitto, che solo i grandi ideali sono quelli che ci possono spingere a costruire qualcosa di diverso. Noi chiediamo, come invita il salmista, al Signore che ci insegni a contare i nostri giorni. Che cosa vuol dire? Ad essere consapevoli che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Ed è per questo che ci impegniamo profondamente a viverlo per fare del bene. Per fare il bene degli altri, per godere del bene degli altri, come ci è stato ricordato nel discorso del sindaco. Vivere profondamente e godere del benessere, del bene degli altri. Allora ci ricordiamo che anche in questo vivere con questa prospettiva trascendente, lì dove mettiamo le ricchezze da un'altra parte, noi stiamo costruendo il vero regno di Dio, stiamo realizzando il suo progetto, che non è per una piccola comunità, non è per il piccolo popolo di Israele, ma è per tutte le genti. In una Gerusalemme, che è la città futura, in cui ci sarà spazio per tutti, e qui ricordo ancora le parole, ricchezza per tutti, benessere per tutti. Questo è il regno di Dio, dove nessuno viene escluso e tutti vengono inclusi. Lì dove le frontiere non esistono, perché si è rivelato il regno del Signore. Lì dove noi sentiamo che le frontiere diventano luogo di incontro invece di essere luogo di divisione. Lì dove sentiamo che tutte le persone che vengono in questa Gerusalemme del cielo, come ci ricordava il profeta Isaia, vengono per abbellire la città di Dio e renderla più ricca e più diversa. Allora, ricordiamo, come ci insegnava San Paolo nella seconda lettura, che i sentimenti che ci devono ispirare oggi non sono quelli dell'uomo vecchio, perché quei sentimenti, invidia, rabbia, gelosia, cupidigia, ci portano solo al conflitto e alla guerra. E invece i sentimenti dell'uomo nuovo, che sono benevolenza, perdono, riconciliazione, fede, speranza, sono quelli che invece alimentano la costruzione del regno. Chiedo allo Spirito Santo oggi che illumini i nostri cuori, i cuori di noi tutti, che ci permetta di vedere oltre questa vita la vita che viene, che faccia sì che ogni nostra azione sia tesa a mettere le ricchezze lì dove conviene, nella banca del paradiso, che ci aiuti a vivere ogni istante come fosse l'ultimo, per fare del bene a tutte le persone che il Signore mette sul nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Rinnoviamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Before we start with a prayer of the faithful, I would like also to acknowledge the presence of our brothers and sisters coming from the other part of the border. It is very important because this is really what is happening today, that the border is becoming a point, an element of meeting each other and staying together exactly as God is willing us to do. We are really brothers and sisters, and we learn from the wars, from the conflicts, that brotherhood and sisterhood is exactly what God wants from us. And thank you for staying with us. Carissimi fratelli e sorelle, fissando lo sguardo, apriamo il nostro cuore perché la nostra sincera preghiera si innalzi al Padre del cielo con l'intercessione della Vergine Maria. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, sia segno e testimonianza dell'amore premuroso per gli uomini e le donne del nostro tempo. Con loro cammini sulle strade del mondo perché si realizzi il regno di Dio. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. I conflitti presenti nel mondo portano nel cuore e della vita dell'uomo forti sofferenze e ingiustizie indicibili. L'anelito alla pace e alla riconciliazione che sale a Dio da questo monte, che fu di guerra ed è ora luogo di preghiera, fratellanza e di pace, scuote le coscienze dell'intera umanità. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i capi dei popoli, respingendo la logica del possesso personale e dell'accumulo, si aprono alla condivisione delle risorse e dei beni della terra. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il cardinale Fabio Baggio e per il suo ministero del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, sia testimone intrepido della buona notizia di Gesù Cristo, crocifisso e risorto nelle situazioni più diverse e delicate, soprattutto dove l'uomo soffre ingiustizie e prevaricazioni. Annunci che l'armonia con tutte le creature non può che nascere da un'esperienza di riconciliazione che rende possibile la comunione con Dio e con i fratelli. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La Madre del Redentore, che festeggiamo in questa domenica del pellegrinaggio giubilare, interceda per tutti noi. Scende copiosa dal cielo la sua benedizione, inondi il nostro cuore e ci rivesta dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Per questo preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, Padre Provvidente, le preghiere e le suppliche di noi pellegrini e fa che tra le vicende del mondo cerchiamo sempre le cose di lassù, dove è Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno. Ad essa, nel tuo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, il Vescovo Fabio qui presente, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di tutti i caduti, di tutte le guerre, di ieri, di oggi. In modo particolare oggi ricordati di Alessandro, nostro amico qui in Grappa, lo sentiamo presente. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri, San Pio X e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alle parole del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace e la giustizia ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Da veri fratelli, scambiamoci un gesto di pace. Anche a voi, pace anche a voi. Grazie. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Lettura della preghiera ai caduti, letta da un giovane del campo scuola ANA di Bassano 2025. Preghiera dei caduti in guerra. O Signore Dio, che paternamente assisti con imparziale amore gli uomini che tra loro si combattono e che ti addolori per l'umana fraternità, in tal modo tradita. Noi, caduti di ogni guerra e di ogni esercito, rivolgiamo a te con la voce terrena di coloro che ci ricordano la preghiera che sorge dal sacrificio richiesto dei nostri popoli. Tu, Signore, che con appellativi diversi, ma sostanzialmente identificabili nell'unica tua suprema potenza, abbiamo invocato nel nostro respiro, rendi sensibili i cuori dei vivi, affinché la nostra morte sia per essi fecondo seme di concordia. Concedi conforto alle nostre famiglie terrene, perdono a noi che nati per tua volontà siamo morti per la volontà degli uomini. E ammetti tutti noi, ritornati fratelli, per il sangue versato su questa terra, creata per la felicità e non per l'odio, alla pace eterna. Fa, o Signore, che il ricordo di noi, che sotto insegne diverse ed avverse abbiamo avuto dissolto il nostro corpo nelle acque, nei cieli e nella terra, rimanga sempre vivo nelle genti i cui ideali di redenzione o intenti di conquista hanno preteso la purificatrice donazione della nostra vita. Accorda alle nazioni del mondo la grazia di riconoscere in te, Creatore, la fonte unica di vera giustizia, e a noi, caduti di ogni razza e di ogni tempo, di rappresentare tutti insieme l'esercito tuo, che vigila in eterno sulla pace dei popoli. Amen. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Supplica alla Madonna del Grappa. Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, tu che dall'alto di questo monte vegli su tutti i tuoi figli, ascolta la nostra supplica e intercedi per noi presso tuo Figlio, Principe della pace. In questo tempo tristemente segnato da guerre e violenze, indicaci il cammino della pace. Fa che impariamo da te, umile ancella del Signore, la comprensione, il perdono e la riconciliazione, per restaurare l'umanità ferita e martoriata dai conflitti armati. Regina della pace, custodisci sotto il tuo manto tutti coloro che hanno dovuto abbandonare la loro terra a causa della guerra. Consola i cuori dei familiari delle vittime dei conflitti
ispira saggezza nei governanti affinché tacciano tutte le armi. Madonna del Grappa, oggi affidiamo a te la nostra preghiera, certi che, nonostante i nostri errori, il Signore continua a costruire il suo regno di pace, amore e prosperità per tutti. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione e ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate oggi con fede questa prima domenica di agosto assieme alla Madonna del Grappa, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniamo Cristo con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Siamo alla chiusura della cerimonia e pensiamo anche ai ringraziamenti di quanti hanno collaborato, la parrocchia di Crespano, la Filarmonica di Crespano, il coro Ana del Vais, il picchetto armato del 7° Reggimento Alpini, i carabinieri in alta uniforme, i rappresentanti associazioni combattistiche d'Arma, l'associazione del Nastro Azzurro, Soccorso Alpino Stazione di Pieve del Grappa, personale sanitario SUEN 118 Pedemontana Emergenza Pieve del Grappa, volontari delle sezioni ANA di Bassano del Grappa e Treviso, volontari della Protezione Civile di Pieve del Grappa, volontari della Protezione Civile ANA, i pellegrini del Cammino delle Dolomiti, l'associazione GEM di Crespano del Grappa, l'associazione Nordic Walking Monte Grappa, gli allievi del campo scuola ANA di Bassano, i vigili del fuoco volontari di staccamento di Asolo, i rappresentanti dell'Ordine di Malta con il servizio sanitario, la delegazione austriaca di St. Coloman con banda. Si pregano gli addetti al servizio d'ordine di tenere sgomberata la scalinata per l'uscita dei gonfaloni. Chi desidera proseguire con l'omaggio al cimitero austro-ungarico deve uscire dai lati dei gradoni. Alla fine di ogni gradone c'è la scala che giunge al piazzale del Sacello e dietro la via eroica. I tamburi della banda devono posizionarsi giù all'inizio della gradinata per accompagnare i gonfaloni e le bandiere. Nell'ordine di entrata escono ora i gonfaloni e le bandiere decorate. La pluridecorata bandiera di Città di Vicenza anticipa il corteo. A seguire il medagliere nazionale del Fante, il gonfalone della Regione Veneto e i vessilli delle sezioni ANA di Bassano, Treviso, Feltre e Valdobbiadene. A seguire i gonfaloni dei comuni, i labri, le bandiere e i gagliardetti. Prego la Filarmonica di accompagnare l'uscita delle bandiere e i gonfaloni decorati.
di salutarci, di congedarci. Questo tempo che abbiamo dedicato a rendere merito a quanti quassù riposino non è tempo perso, non è tempo inutile. Da questo monte, scendendo, penseremo a questa cerimonia e al suo significato. Penseremo alla Madonnina con la speranza di un futuro di pace. Penseremo ai caduti e al loro sacrificio mai vano. Un grazie particolare ai numerosissimi sindaci. Grazie e arrivederci l'anno prossimo.